Oggi farò il gâteau di patate, un piatto presentato per la prima volta al banchetto di nozze di Carolina d'Austria, sorella di Maria Antonietta e regina di Francia, e Federico IV di Borbone, re di Napoli e di Sicilia. Che dite, lo prepariamo insieme? Ho bollito le patate, le ho sbucciate e adesso le schiaccio. Fermi un attimo, se le mie ricette vi piacciono iscrivetevi al canale e mettetemi un like. L'avete fatto? Grazie, continuo con la ricetta. Aggiungo il burro, faccio sciogliere. Aggiungo il parmigiano reggiano. Aggiungo il sale. E per ultimo aggiungo un uovo. Passo alla preparazione del ragù. Metto a soffriggere la cipolla, verso l'olio, accendo il gas, metto la cipolla, faccio cuocere un poco. Pizzico di sale, il link delle dosi del ragù lo trovate sotto in descrizione. Aggiungo le carote, le tante, e il sedano. Aggiungo la salsa di pomodoro. Verso tutto la salsa. A me piace aggiungere un po' di zucchero. Aggiungo il macinato di suino. E il macinato di bovino. Lo copro con un coperchio e lo faccio cuocere 2 ore e di tanto in tanto mescolo. Sono passate 2 ore, spengo e passo alla preparazione del gâteau. Ho imburrato la teglia e adesso metto il pane al raffermo grattugiato.
Metto la patata schiacciata nella teglia. Faccio il bordo. Inizio a mettere il prosciutto. Poi metto la provola affumicata. Per ultimo metto il ragù. Completo chiudendo con la patata. Aggiungo una spolverata di pane raffermo grattugiato.
aggiungo dei fiocchetti di burro. La metto in forno a 180 gradi per 45 minuti. E naturalmente vado all'assaggio. Ma che bontà! Se la ricetta vi è piaciuta iscrivetevi al canale e mettetemi un like. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao baci! Ciao ciao!